Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. Quando impari una lingua scopri che esistono parole che raccontano un mondo intero. Una di queste è olio. In italiano non è solo un ingrediente, è una storia che comincia su un ramo, passa per le mani di chi raccoglie e finisce in un piatto che profuma di casa. Oggi Chiara vivrà la sua prima esperienza con la raccolta delle olive. Una tradizione antica, semplice, faticosa e bellissima. La scuola di italiano ha organizzato un'uscita in campagna per mostrare agli studenti stranieri come si prepara l'olio, come si fa l'olio, qualcosa che i libri non insegnano. Che il gusto dell'Italia nasce spesso dalla terra. È domenica mattina presto, troppo presto. Chiara si ritrova con gli altri studenti davanti alla scuola alle 7:45. Ha gli occhi mezzi chiusi dal sonno e le mani in tasca, ma sorride. L'aria è fresca, il cielo è rosa e un pulmino li aspetta. L'insegnante di oggi non è Sara, ma Pietro, un uomo sulla sessantina, pieno di energia e con una voce calma, che sembra uscire direttamente dalla terra. È lui il proprietario dell'oliveto che visiteranno. Dopo 25 minuti di strada circa, tra colline, campagna e casette sparse, arrivano finalmente. L'oliveto è silenzioso, grande, molto luminoso. Gli ulivi hanno tronchi storti e, come vecchi signori, sono pieni di storie da raccontare. Benvenuti! Oggi raccoglieremo le olive, ma soprattutto impareremo a guardare la natura con occhi di bambino, dice Pietro, distribuendo reti verdi da stendere a terra. Chiara e gli altri ridono, non sanno cosa aspettarsi. Si sistemano sotto gli alberi e seguono le sue indicazioni. Si passa la mano tra i rami, si scuotono piano le fronde, si ascolta il suono delle olive che cadono giù. Toc, toc, toc. Un suono quasi musicale. All'inizio Chiara è molto imbranata, come sempre. Prende rami sbagliati, fa cadere foglie ovunque e un'oliva le finisce dritta sulla testa. Anche un po' le fa male. Ride. Anche gli altri ridono con lei, non sono esperti, ma si stanno divertendo. A metà mattina le dita sono nere, i capelli pieni di foglie e la schiena inizia un po' a far male. Ma guardandosi intorno, tra il sole, i rami e le voci, Chiara pensa: sono felice qui. Le olive non vanno raccolte tutte nello stesso modo. Le più mature si staccano subito, le altre bisogna aiutarle, bisogna invitarle a scendere, dice Pietro. Chiara sente questa frase e subito la tiene a mente, le sembra una piccola poesia agricola. Quando tutte le reti sono piene di olive, arriva il momento più emozionante forse: portare le olive al frantoio, il luogo dove nascono le gocce d'olio. Il frantoio è molto freddo, profuma di frutta verde e di campagna. Le macchine lavorano lente, sono grandi, forti. Le olive vengono prima pulite, poi frantumate, spinte, trasformate in una pasta scura che poi magicamente si separa. Da una parte l'acqua, dall'altra olio, verde, vivo, che esce piano piano, ha un colore stupendo. Questo è l'olio nuovo,
dice Pietro. È forte, è giovane e scalda la gola. Chiara resta incantata. Non ha mai visto l'olio nascere. Non ha mai pensato che ogni goccia dell'olio che usa in cucina fosse il risultato di mani, pazienza, stagioni che passano. Poi arriva il momento più atteso, la degustazione. Una tavola apparecchiata sotto un pergolato, pane tostato, piattini bianchi e bottiglie d'olio appena fatto. Chiara prende un pezzo di pane e lo intinge nell'olio nuovo. Il colore dell'olio è stupendo, è brillante, il profumo è fortissimo, di erba. Lo assaggia. È incredibile. È leggermente amaro, un po' piccante, fa un po' male alla gola. È forte ma allo stesso tempo dolce. Sembra raccontare tutta la storia della terra, dell'olivo, del vento. Sembra raccontare di tutta questa mattina appena vissuta. Pietro allora chiede: vi piace? E tutti annuiscono, tutti dicono sì. Parlano in 1000 accenti diversi e Chiara pensa: a volte le parole non bastano, ma il pane basta sempre. Oggi Chiara ha imparato parole che sanno di terra. Ulivo, albero simbolo del Mediterraneo. Raccolta, il momento in cui si prendono i frutti maturi. Rete, un telo che si stende sotto gli alberi per raccogliere le olive. Frantoio, la casa dell'olio. Spremitura, il processo con cui l'olio viene estratto. Degustazione, un assaggio lento, attento e consapevole. Frasi utili di oggi. Posso provare? Ma questo è olio nuovo? Che profumo! Com'è il sapore? Ne prendo una bottiglia per casa. La giornata è finita. Chiara torna a casa con una piccola bottiglia di olio nuovo, avvolta nella carta. Sul tavolo c'è il suo quaderno rosso e lo apre. Le dita profumano ancora di olive e sono un po' nere. Scrive: oggi ho capito che la lentezza è un'arte. E poi aggiunge: l'olio nasce piano e forse anche le parole. Chiude il quaderno, sorride e pensa che domani userà quell'olio sulla pasta e saprà da dove arriva ogni goccia. La raccolta delle olive ha insegnato a Chiara qualcosa che non sta nei dizionari, nei libri, che per imparare una lingua bisogna anche sporcarsi le mani. Nel prossimo episodio Chiara vivrà l'atmosfera di novembre in Sardegna, tra dolci e ricordi. Se anche tu stai imparando l'italiano, ricorda: impara piano piano. I frutti che crescono lentamente sono quelli più buoni. Un saluto e a presto da Carla.